Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen, buon dì. Allora, quando si comporta male con noi, alle molte modi rispondi. Si può rispondere botte per cioccolate, si può anche dire c'è tan mal che no ostin per via di ciò che lui non sa fatto. E onde? Così serve a educare la sensibilità. Quando uno fa brutte figure, un sbaglio, tu puoi benissimo inclaudare la sua situazione. Per esempio, non sai, un frutto non fa bene a scuola. Tu puoi dire benissimo, Biotto, quando c'è che fai per te, c'è il risultato sai di te. Tu sei una disperazione, tu puoi dire così. Ma tu puoi anche dire, io che non tu sei dove tu, che tu patissi per i tuoi risultati di scuola, sai tu? O patissi anch'io. Ma spero che tu non ti rendi, perché sono sicuro che se tu ti impegni, tu arrivi a dare fuori la tua situazione. Buone giornate e buone vite.